cosa ha così paura il governo russo. Since the beginning of the Russian-Chechen War on December 11, 1994, every attempt of the world community to become involved in the peaceful solution of the conflict has been halted by the thesis of the territorial integrity of the Russian Federation. Today, when our conflict has generated into a vicious circle, it is extremely important to examine it from the point of view of its legality. Epithets such as self-declared, separatist, rebel, or unrecognized are frequently used to describe the Chechen Republic. They are not based on the historical and legal facts. Dall'inizio della guerra russo-cecena, nel dicembre 1994, ogni tentativo della comunità mondiale di impegnarsi nella soluzione pacifica del conflitto è stato bloccato dalla tesi dell'integrità territoriale della Federazione Russa. Oggi che il nostro conflitto è degenerato in un circolo vizioso, è estremamente importante esaminarlo dal punto di vista della sua legalità. Epiteti come autodichiarato, separatista, ribelle o non riconosciuto sono spesso usati per descrivere la Repubblica Cecena. Essi non si basano su fatti storici o legali. The sovereign status of the Chechen Republic is as legitimate as was the USSR. In April 1990, during Gorbachev's reforms of the Soviet system, the Supreme Soviet of the USSR adopted two laws of paramount importance for the nations of the Soviet Union. Lo status sovrano della Repubblica Cecena è legittimo quanto lo era l'URSS. Nell'aprile 1990, durante le riforme del sistema sovietico di Gorbaciov, il Soviet Supremo dell'URSS adottò due leggi di fondamentale importanza per le nazioni dell'Unione Sovietica. On April 10th of 1990, on the basis of economic relations between the USSR and the Union and the autonomous republics, then on April 26th of 1990, on dividing authority between the USSR and Federation subjects, basic more general provisions. This legislation contained a number of articles which radically changed the status of the autonomous republics. They now share the rights of the Union republics. Both types of republics enjoyed the right to free self-determination of the people. Il 10 aprile 1990, sulla base dei rapporti economici tra l'URSS e l'Unione delle Repubbliche Autonome, e poi il 26 aprile 1990, sulla divisione dell'autorità tra URSS e i sudditi della Federazione. Queste normative contenevano, accanto a disposizioni più generali, una serie di articoli che modificarono radicalmente lo Statuto delle Repubbliche Autonome. Da quel momento esse condivisero gli stessi diritti delle altre repubbliche sovrane. Entrambi i tipi di repubbliche godettero del diritto alla libera autodeterminazione dei popoli. On the 27th of November 1990, following the official edict of the Supreme Soviet Council of the USSR, the Supreme Soviet Council of the Chechen English Republic adopted a declaration on state sovereignty. Il 27 novembre 1990, a seguito di un editto ufficiale del Soviet Supremo dell'URSS, il Soviet Supremo della Repubblica Cecena-Unguscia ha adottato una dichiarazione della sovranità dello Stato. Throughout the life of the USSR, everything to do with the legal status, status and borders of the various entities within the country was the exclusive prerogative of the Supreme Soviet of the USSR. Per tutta la vita dell'URSS, tutto ciò che aveva a che fare con lo status giuridico, la statalità e i confini delle varie entità etniche all'interno del paese era prerogativa esclusiva del Soviet Supremo dell'URSS. The reason why I'm going into such details is that you can understand that there was no uprising, no seizing of power by armed temperaments. The sovereignty of the Chechen Republic was established by the adoption in the USSR of several new laws in April 1990, and therefore was absolutely legal and legitimate under Soviet law, Russian law, and international law. Il motivo per cui sto entrando così nei dettagli è perché possiate capire che non c'è stata alcuna rivolta, nessuna presa del potere da parte dei separatisti armati. La sovranità della Repubblica Cecena è stata stabilita dall'adozione dell'URSS di diverse nuove leggi nell'aprile 1990.
e quindi era assolutamente legale, legittima ai sensi del diritto sovietico, del diritto russo e del diritto internazionale. So by the time of the Soviet Union was dissolved in December 1991, the Chechen Republic had existed for more than a year as a sovereign state, recognized in the legal system of the USSR equal to all the Union republics, Russia, Georgia, Ukraine, Baltic states, and others, and was preparing to sign the updated Union Treaty. Quindi, quando l'Unione Sovietica fu sciolta nel dicembre 1991, la Repubblica Cecena esisteva da più di un anno come Stato sovrano, riconosciuto nell'ordinamento giuridico dell'URSS, uguale a tutte le repubbliche dell'Unione, Russia, Georgia, Ucraina, Stati Baltici e altri, e si stava preparando a firmare il Trattato dell'Unione aggiornato. The equal status of the Chechen Republic was in fact recognized by the government of Russia in 1992 during the official division of the weapons and property of the former Soviet army that were in the Republic of Chechnya. A similar division of the weapons and property of the Soviet army took place between Russia and all other former republics of the USSR. Lo status paritario della Repubblica Cecena è stato infatti riconosciuto dal governo della Russia nel 1992, in occasione della spartizione ufficiale delle armi e dei beni dell'ex esercito sovietico che si trovavano nella Repubblica di Cecenia. 1992 was a key year for the Chechen Republic because of two more events which took place. The first was the adoption of our constitution, which confirmed the status of the Chechen Republic as a democratic sovereign state. The second was the signing of the federal treaty in Russia, in which the Chechen Republic did not participate. Una simile divisione delle armi e dei beni dell'esercito sovietico ebbe luogo tra la Russia e tutte le ex repubbliche dell'URSS. Il 1992 è stato un anno chiave per la Repubblica Cecena, a causa di altri due eventi che hanno avuto luogo. Il primo è stato l'adozione della nostra Costituzione, che ha confermato lo status della Repubblica Cecena come Stato sovrano democratico. La seconda è stata la firma del Trattato federale in Russia, cui la Repubblica Cecena non ha partecipato. Where did the term Chechnya is part of Russia come from? In October 1993, President Yeltsin ordered troops to fire on the Russian parliament and dissolve the parliament. When President Yeltsin ordered a referendum for a Russian constitution, there was no Russian parliament and no Russian constitution, as the Chechen Republic had a parliament since 1991, which had adopted a constitution in 1992. The Chechen Republic did not participate in the Russian referendum. The Russian constitution contains an article stating that the Russian state is a federal one consisting of subjects which have voluntarily signed the federal treaty. Another article states that the Chechen Republic is a subject of the Russian Federation. The Russian presidency violated all possible legal norms when it included the Chechen Republic as a subject of the Russian Federation in the Russian Constitution. Da dove viene l'espressione la Cecenia fa parte della Russia? Nell'ottobre 1993 il presidente Eltsin ordinò alle truppe di sparare sul Parlamento russo e disperse l'assemblea. Quando il presidente Eltsin ordinò un referendum per la Costituzione russa, non esisteva né il Parlamento russo né la Costituzione russa. Poiché la Repubblica Cecena aveva un Parlamento dal 1991, il quale aveva adottato la Costituzione nel 1992, la Repubblica Cecena non ha partecipato al referendum russo. La Costituzione russa contiene un articolo in cui si afferma che lo Stato russo è uno Stato federale, composto da soggetti che lo abbiano firmato volontariamente, il Trattato federale. Un altro articolo afferma che la Repubblica Cecena è un soggetto della Federazione russa. La presidenza russa ha violato tutte le possibili norme legali quando ha incluso la Repubblica Cecena come soggetto della Federazione russa nella Costituzione russa. In 1994, after 3.5 years of state terrorism, of blackmail, of attempts to undermine the Chechen leadership, which failed to make the Chechen Republic capitulate, Russia unleashed a full-scale military invasion. This war was cynically declared for the establishment of constitutional order, while in fact it was a war which violated all the international law, including the Geneva Convention governing the rules of war.
Nel 1994, dopo 3 anni e mezzo di terrorismo di Stato, di ricatti, di tentativi di indebolire la leadership cecena, che non sono riusciti a far capitolare la Repubblica Cecena, la Russia ha scatenato un'invasione militare su vasto scalo. Questa guerra fu cinicamente dichiarata per l'instaurazione dell'ordine costituzionale, mentre in realtà fu una guerra che violava tutti i principi del diritto internazionale, comprese le convenzioni di Ginevra che regolano le norme di guerra. And all the Russian troops were withdrawn from the Chechen Republic in January 1997 with the active methodological and logistical support of the OSCE, and in accordance with the Chechen Constitution of 1992, Chechnya held presidential and parliamentary elections, officially recognized by the Council of Europe, which sent a large number of observers, and by the Russian Federation. Nel 1996 la guerra finì e tutte le truppe russe furono ritirate dalla Repubblica Cecena. Nel gennaio 1997, con l'attivo supporto metodologico e logistico dell'OSCE e in conformità con la Costituzione cecena del 1992, la Cecenia ha tenuto le elezioni presidenziali e parlamentari, ufficialmente riconosciute dal Consiglio d'Europa, che ha inviato un gran numero di osservatori e dalla stessa Federazione Russa. On 12 May 1997, the most important document in the whole history of relations between Russia and Chechnya was signed. The peace treaty laid down the basic principles for relations between the Russian Federation and the Chechen Republic of Chechnya. Il 12 maggio 1997 è stato firmato il documento più importante di tutta la storia dei rapporti tra Russia e Cecenia. Il trattato di pace che ha stabilito i principi fondamentali delle relazioni tra la Federazione Russa e la Repubblica Cecenia. The difficult but clearly promising process of establishing mutually acceptable interstate relations between Russia and the Chechen Republic was interrupted in 1998. When the Security Council, which was headed by Putin, who was also a director of the FSB, that put a resounding stop to the negotiating process. Il difficile ma chiaramente promettente processo di direzione di relazioni interstatali reciprocamente accettabili tra Russia e Repubblica Cecena, interrotto nel 1998, quando il Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, presieduto da Putin, che era anche direttore dell'FSB, pose un clamoroso freno al processo negoziale. Our government is often reproached with the accusation that we had the time and opportunity after the end of the first Russia-Chechen war to strengthen and assert our sovereignty. I can state with full authority that we did not, in fact, have either the time or the opportunity. And that was because the Russian secret services immediately began serious preparations for a second war. They unleashed a harsh wave of terrorist operations against Chechnya, which included explosions, murders, and kidnappings, specifically of foreigners and journalists. Many well-known politicians stated publicly that Chechnya had to be brought to such a state that it would beg on its knees to be allowed back into the Russian Federation. Al nostro governo viene spesso rimproverata l'accusa di aver avuto il tempo e l'opportunità, dopo la fine della prima guerra russo-cecena, di rafforzare e affermare la nostra sovranità. Posso affermare con piena autorità che in realtà non abbiamo avuto né il tempo né l'opportunità, e questo perché i servizi segreti russi hanno immediatamente avviato seri preparativi per una seconda guerra. Hanno scatenato una dura ondata di operazioni terroristiche contro la Cecenia, che includevano esplosioni, omicidi, rapimenti, in particolare di stranieri e giornalisti. Molti noti politici hanno dichiarato pubblicamente che la Cecenia doveva essere portata a uno stato tale da implorare in ginocchio di poter rientrare nella Federazione Russa. After the dissolution of the USSR, supporters of strong central government in Russia were complaining that there was no longer a unifying idea, and therefore that the remnant of the great Russian Empire, the Russian Federation, may crumble. The Kremlin found that idea that was needed. They replaced Marx's idea of combating capitalism with the idea of combating terrorism.
The advantage of the new idea was that when it came to the theory and practice of acts of terror, Russia had been the world leader throughout the whole 20th century and on all continents. Dopo lo scioglimento dell'URSS, i sostenitori di un forte governo centrale in Russia si lamentavano che non esisteva più un'idea unificatrice e quindi che ciò che restava del più grande impero russo, la Federazione Russa, avrebbe potuto sgretolarsi. Il Cremlino ha trovato l'idea che era necessaria. Hanno sostituito l'idea di Marx di combattere il capitalismo con l'idea di combattere il terrorismo. Il vantaggio della nuova idea era che quando si trattava di teoria e pratica degli atti di terrore, la Russia era stata il leader mondiale per tutto il XX secolo e in tutti i continenti. You will be interested to know that during the first war of the 1994 to 1996, we were branded as bandits, separatists, fascists, all sorts of things, but no Russian politicians dreamed of calling us fundamentalists or Islamic terrorists, let alone international terrorists. Vi interesserà sapere che durante la prima guerra, nel 1994-1996, siamo stati etichettati come banditi, separatisti, fascisti, ogni sorta di cose. Ma nessun politico russo si è sognato di chiamarci fondamentalisti o terroristi islamici, figuriamoci terroristi internazionali. The Kremlin already had experience of linking the Chechen issue with international problems. Stalin, for instance, when he tackled the Chechen issue in 1944 by reporting the entire nation to the steppes of Kazakhstan and Siberia, accused the Chechen people of collaborating with the fascist Germans, even though the Nazis never succeeded to occupying Chechnya. Stalin's democratic allies would find this statement understandable at the time. In our time, presenting Chechnya as one of the main breeding grounds for international Islamic terrorism seems conveniently to suit public opinion at home, in Russia, and also in the West. Il Cremlino aveva già esperienza nel collegare la questione cecena con i problemi internazionali. Stalin, ad esempio, quando affrontò la questione cecena nel 1944, deportando l'intera nazione nelle steppe del Kazakistan e della Siberia, accusò il popolo ceceno di collaborare con i tedeschi fascisti, anche se i nazisti non riuscirono mai ad occupare la Cecenia. Gli alleati democratici di Stalin potevano allora trovare comprensibili le sue osservazioni. Nel nostro tempo, presentare la Cecenia come uno dei principali focolai del terrorismo islamico internazionale sembra adattarsi convenientemente all'opinione pubblica, ma anche quella dell'Occidente. For the last several years, Russian liberal Democrats have told us about the negative processes which have taken place and are still taking place in Russia. I am deeply convinced that what Putin's regime has done in Russia is the consequences and reflection of things what that happened and continue to happen in Chechnya. Negli ultimi anni i liberal-democratici russi ci hanno parlato dei processi negativi che hanno avuto luogo e sono tuttora in corso in Russia. Sono profondamente convinto che ciò che il regime di Putin ha fatto in Russia sia la conseguenza e il riflesso di quanto è accaduto e continua ad accadere in Cecenia. Anti-Chechen history by the Kremlin, which enjoys the support of an absolute majority of Russian society, including the Democrats. L'isteria anti-Cecenia fomentata dal Cremlino che gode dell'appoggio della maggioranza assoluta della società russa, democratici compresi. Shameless lying, lawlessness and cruel crimes are the tools of Russian policy towards Chechnya. Inflamed by great power propaganda, Russian society readily agreed in the obvious evil means used against the Chechens. And when those began to be used against the Russians themselves, it was already too late to change anything. Menzogne spudorate, illegalità e crimini crudeli sono gli strumenti della politica russa nei confronti della Cecenia. Richiamata dalla propaganda della grande potenza, la società russa acconsentì prontamente ai mezzi ovvi e malvagi usati contro i ceceni. E quando questi iniziarono ad essere usati contro gli stessi russi, era già troppo tardi per cambiare qualcosa. A campaign of terror against the whole nation cannot lead to positive results.
The predictable consequences of criminal law unleashed against Chechnya have been a restriction of democratic freedoms, including the abolition of free speech, of freedom for private business activity, and of freedom for minority religions, politically motivated criminal prosecutions, harassment of civil rights organizations, violation of citizens' electoral rights, ever strengthening fascism and gross interference in the internal affairs of neighboring states. These are all natural results of the criminal anti-Chechen war, which continues in 28 years now. Una campagna di terrore contro una piccola nazione non può portare risultati positivi. Le prevedibili conseguenze di una guerra criminale scatenata contro la Cecenia sono state la restrizione delle libertà democratiche, inclusa l'abolizione della libertà di parola, della libertà per l'attività imprenditoriale privata e della libertà per le minoranze religiose. Procedimenti penali ipoteticamente guidati, persecuzione delle organizzazioni per i diritti civili, violazione dei diritti elettorali dei cittadini, fascismo sempre più forte e grave interferenza negli affari interni degli stati vicini. Questi sono tutti i risultati naturali della criminale guerra anti-cecena, che continua nel suo 28° anno. Russia refused to recognize the independence of the Chechen Republic, and its subsequent unleashing of a war created false expectations among many people regarding the possible resolution of post-Soviet conflicts. Georgia, Moldova, and their friends wanted to see Russia subjugate Chechnya as soon as possible, imagining that after this, their own territorial integrity will be restored. Il rifiuto della Russia di riconoscere l'indipendenza della Repubblica Cecena e il conseguente scatenarsi di una guerra ha creato false aspettative in molte persone riguardo alla possibile risoluzione dei conflitti post-sovietici. La Georgia, la Moldavia e i loro amici volevano vedere la Russia soggiogare la Cecenia il prima possibile, immaginando che dopo questo sarebbe stata ripristinata la loro integrità territoriale. Carpet bombing of villages and towns, violation of every term of military engagement, ethnic cleansings, and genocide committed during the two anti-Chechen war were all deemed Russia's internal affairs. I bombardamenti al tappeto di villaggi e città, la violazione di ogni norma militare, le pulizie etniche e il genocidio commessi durante le guerre anticecene erano tutti considerati affari interni della Russia. Putin was confident that the present Western leaders will never change their publicly stated attitude towards Russia, no matter what he does. Putin era fiducioso che gli attuali leader occidentali non avrebbero mai cambiato il loro atteggiamento pubblicamente dichiarato nei confronti della Russia, qualunque cosa avesse fatto. The Russian region has emerged in present form largely because of the encouragement Russia has received from the Western states in its barbaric war against Chechnya, one of the most bloody and violent conflicts in Europe since the Second World War. 300,000 civilians, including more than 40,000 children, have been killed in Chechnya. Il regime russo è emerso nella sua forma attuale in gran parte grazie all'incoraggiamento che la Russia ha ricevuto dagli stati occidentali nella sua barbara guerra contro la Cecenia, uno dei conflitti più sanguinosi e violenti in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. 300.000 civili, di cui oltre 40.000 bambini, sono stati uccisi in Cecenia. I'm deeply convinced that the economic interests of certain countries and the political interests of certain politicians should not be more important than the fate of all nations. I'm also absolutely sure that the lack of adequate reaction of the Western world to the Chechen tragedy is the main reason why Russia committed military aggression against Georgia and Ukraine. Sono profondamente convinto che gli interessi economici di alcuni paesi e gli interessi politici di alcuni politici non debbano essere superiori al destino di un intero popolo. Sono anche assolutamente sicuro che la mancanza di un'adeguata reazione del mondo occidentale alla tragedia cecena sia la ragione principale per cui la Russia ha commesso un'aggressione militare contro la that the policy of appeasement cannot be continued and strongly condemn the
Russian aggression against Ukraine. Chechens. Sono lieto che il mondo si sia reso conto che la politica di pacificazione non può essere continuata e abbia condannato fermamente l'aggressione russa contro l'Ucraina. Chechens have been involved in this war on the side of the Ukrainians since 2014. Putin, during Russia's large-scale invasion of Ukraine, drew the so-called Kadyrovs into the ranks of the Russian occupiers. This decision was made with the aim of bringing hate between Chechens and Ukrainians. But thanks to the wisdom of the Ukrainian people and the correct actions of the Chechen Republic Ichkeria government in exile, Putin failed to achieve this goal. On February 26th of Brussels hosted meeting of the State Committee for the Deoccupation of the Chechen Republic Ichkeria, the head of which I am, as the head of the Chechen Republic Ichkeria government in the exile. And this meeting, it was decided to form volunteer detachments from among the Chechens in Europe to participate in the war on the side of the Ukrainians. On the same day, we announced this decision through the media. I also turned to President Zelensky about the need to conclude an agreement on military cooperation between the parties, so that the participation of Chechens in an armed conflict does not contradict the Geneva Convention of 1949 and the additional protocol of December 7 of 1978, protection of persons participating in facilities, that the person does not fall under the article mercenaries of the Geneva Convention. I ceceni sono stati coinvolti in questa guerra dalla parte degli ucraini dal 2014. Putin, durante l'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, ha attirato i cosiddetti idroviti nelle file degli occupati russi. Questa decisione è stata presa con l'obiettivo di portare odio tra ceceni e ucraini, ma grazie alla saggezza del popolo ucraino e alle azioni corrette del governo della Repubblica di Ichkeria in Sirio, Putin non è riuscito a raggiungere questo obiettivo. Il 26 febbraio a Bruxelles ho ospitato la riunione del Comitato di Stato per la disoccupazione della CRI, di cui sono a capo, in qualità di capo del governo della CRI, Repubblica dell'Ichkeria. In questo incontro si decise di formare distaccamenti di volontari tra ceceni in Europa per partecipare alla guerra a fianco degli ucraini. Lo stesso giorno abbiamo annunciato questa decisione attraverso i media. Mi sono anche rivolto al Presidente Zelensky sulla necessità di concludere un accordo sulla cooperazione militare tra le parti, in modo che la partecipazione dei ceceni al conflitto armato non contraddica la Convenzione di Ginevra del 49 e il protocollo aggiuntivo del 7 dicembre 78, protezione delle persone che partecipano alle ostilità, in modo che questa persona non rientri nell'articolo mercenari della suddetta Convenzione. On May 28, in the city of Kyiv, an agreement of mutual assistance and support was signed between the military departments of Ukraine and the Chechen Republic Ichkeria. Since that time, the formation of separate special purpose brigade as part of the foreign region of Ukraine has been going on. 2 battalions have been there since 2014. 2 battalions were formed after this sign of the interdepartmental agreement, and as present the 3rd battalion is being recruited. Il 28 maggio nella città di Kiev è stato firmato un accordo di mutua assistenza e sostegno tra i dipartimenti militari dell'Ucraina e della CRI. Da quel momento è in corso la formazione di una brigata separata per scopi speciali come parte della legione straniera dell'Ucraina. 2 battaglioni sono lì dal 2014. 2 battaglioni sono stati formati dopo la firma di un accordo interdepartimentale e al momento il terzo battaglione sta per essere reclutato. Now I would like to decrease slightly from the main topic and quite something the first president of the Chechen Republic, Ichkeria, Dzhokhar Dudayev, said in 1995, when the sun of freedom rises in Ukraine, the end of the Russian Empire will come.
воюют вместе с украинцами против России. Ora vorrei divagare leggermente dall'argomento principale, citare il primo presidente della Repubblica Cecena di Ichkeria, Dudayev, il quale ha detto nel 1995: quando il sole della libertà sorgerà in Ucraina, verrà la fine dell'impero russo. In fact, today, in connection with the war in Ukraine, the world is being recognized. The Ukraine has become the leader of the free world. Più lontano, più lontano. Infatti oggi, in connessione con la guerra in Ucraina, il mondo si sta riorganizzando e l'Ucraina è diventata il leader del mondo libero. Действительно, сейчас, во время My confidence русской is агрессии против reinforced by the fact that on целый October мир 18, с the Украиной Верховна и Rada Украина of стала Ukraine центром recognized the мира. genocide of the Chechen people, and the territory of the Chechen Republic of Ichkeria was temporarily occupied by Russia. This is an epoch-making event in the history of the formation of the Chechen state. This opens up great opportunities for the Chechen Republic Ichkeria government in exile. La mia fiducia è rafforzata dal fatto che il 18 ottobre la Verkhovna Rada dell'Ucraina ha riconosciuto il genocidio del popolo ceceno e che il territorio della Repubblica Cecena di Ichkeria è stato temporaneamente occupato dalla Russia. Мои Questo è un надежды evento epocale подтверждаются nella storia della фактом, что formazione dello Stato парламент ceceno. Украины Questo признал apre grandi opportunità per il governo Ичкерию della CNI. независимым государством, а ее территории, I am sure that today my оккупированные people, as территории, never before in their начало history, are close to restoring their statehood. And I guarantee that with the help of the Almighty, our government abroad will not miss this opportunity. Thank you very much. Thank you all. Bene, grazie mille anche ad Annalisa che ci ha dato una grande mano e grazie mille a Ole Solodeschi che non so se avete notato mentre